Livio Dalla Costa, allora che emozione è essere qui oggi e un ricordo del papà come uomo e come sportivo. Ma non ci sono parole. Innanzitutto c'è da ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questo evento unico che veramente fa onore al papà e mantiene viva la fiamma, un ricordo che evidentemente qui a Crespano è ancora vivo. Ma pensare che dopo 70 anni il comune si sia preoccupato così di continuare a mantenere viva questa fiamma è veramente una cosa eccezionale. E l'emozione è forte e l'importante comunque è che bisogna ricordarsi un po' anche del mio papà, non solo per le imprese con l'aeronautica o con la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 56. Papà era una persona umile e allo stesso tempo coraggiosa, aveva dei valori che secondo me bisognerà cercare di mantenere nel tempo e trasmettere alle nuove generazioni.